Ciao e buon lavoro. Grazie a voi, buona settimana e buona musica. Anche a te, grazie. Grazie anche a te Paola. Ricordiamo il nostro sito importante dove trovate le notizie in tempo reale. radiolombardia.it. I Breakfast Club, Right on Track, Martino Lombardia, e adesso l'ultimo ospite di oggi. Parliamo della lingua lombarda, che è un insieme di altre lingue. Solo il milanese ha un vocabolario altissimo, è una propria vera lingua, poi ce ne sono tanti altri. Adesso però ne parliamo con una grande esperta, Simona Scuri, che è presidente dell'Associazione Far Lombard. Non solo Pimpa, perché c'è la Pimpa va a Milan per la Panini Editore, ma è un progetto più ampio. C'è persino uno sportello per la lingua lombarda, ci sono tante cose. Ma adesso vi facciamo raccontare tutto dalla nostra ospite, Simona. Che bello averti con noi, buongiorno. Buongiorno Monica, sono in automobile, spero si senta bene. Ti sentiamo benissimo. Allora, la lingua lombarda però è composta da tanti dialetti, no? Non solo milanese, sì. Per esempio i legnanesi stanno portando il dialetto legnanese in tutta Italia, questo ci rende orgogliosi, insomma, e pare che piaccia anche la comicità lombarda. Assolutamente sì, la lingua lombarda, come tutte le lingue naturali del mondo, ha al suo interno delle varietà, quindi quelle diversità, quelle che chiamiamo dialetti. Questo è normalissimo, ogni lingua naturale del mondo ha le sue differenze all'interno, ma sono tutte differenze intercomprensibili, cioè l'importante è che all'interno della medesima lingua ci si capisca. Persino il giapponese ha delle varietà interne, assolutamente normale. Qualsiasi lingua, è vero. Senti, com'è nata la vostra associazione? Dunque, la nostra associazione, va bene se te parli in lombardo, no? Ma tanto certo, quando non si capisce te lo dico. Benissimo, la nostra associazione, che la si chiama Fa Lombard, Associazione per la Lingua Lombarda, la c'ha dentro un po' tutti i soci che in de diverse parti della Lombardia, dunque abbiamo di soci de Varese, de Lec, de Pavia, de Mantua, e perché la lingua lombarda a de Bergamo e de Brescia, scusa. Certamente. Perché la lingua lombarda, l'area che l'UNESCO la dichiarà area lombardofona, la ciappa dentro mingaduma la regione amministrativa della Lombardia, ma anche fuori, dunque al Trentino occidentale, ha naturalmente anche una quai area del Piemonte, il Novarese e il Verbanico Ossola, un quai comune dell'Alessandrin e del Garda Veronese, sono andata un po' di qui un po' di là, e tutto il canton Tesin. E anche i val meridionali del Grisù. Dunque un'area grande di 3 milioni e 500 persone che ognuno con la sua varietà interna la parla. Mi può di parlare con un bergamasco, con un bresang e con un tesinese. Dunque la nostra associazione la ciappa dentro di diverse varietà e la promuove, la tutela e la salvaguardia della lingua lombarda in tutte le sue varietà. E al FEM con di attività video, editoriali ma anche varie di produzione con una grafia comune, condivisa. Ma è bellissima questa cosa che ci sta raccontando. Senti, ma questo è un servizio di sportello linguistico che può servire anche, per esempio, che ne so, alle aziende per quando vogliono fare delle pubblicità in dialetto. Ecco, voi date consulenza. Incredibile. Sì, è una consulenza perché nota che i nomi in italiano ne tantissimi, ma se vuoi al ciappa un nome speciale della varietà locale, sicuramente è più rare, dunque è unique, dunque l'unicità la fa la differenza. Grandioso. E questo, la Pimpa va a Milan per la Panini. Raccontiamo anche questo, perché è davvero un progetto che comprende qualsiasi cosa. Ecco, per chi ci sta guardando dalla TV, si può vedere la copertina del libro. La Pimpa sul Duomo di Milano, praticamente, che aleggia sul Duomo di Milano. Fantastico. Sì, la va in giro e la va a Milano. Lei è una guida della Panini di tour che noi abbiamo volta in Lombard, dunque aggiorniamo in italiano e in inglese, e noi la fa del Lombard. Con l'associazione Fa Lombard della Panini la fa parte della serie Città in gioco, che è una serie di libri tutto per fiulet piccinet con dentro di bei giochi, gli adesivi, i cartolini eccetera, che la guida i fiolini piccinet per la città, in quel caso per la città di Milano, e tanti giochi dentro da tagliare eccetera e così via, e la collana Città in gioco ha più sede una città che dentro anche
che per esempio che Ravenna, che Genova, che la Venezia, che Turin. E noi abbiamo dedicato proprio la nostra attenzione, il nostro focus sulla pimpa, la va a Milano. Bellissimo, anche perché le radici non vanno perse, no? C'è stato un po' questo pericolo. Adesso vedo che i giovani riprendono anche con la musica, per esempio il dialetto milanese si era perso, invece adesso vengono proposti spettacoli in dialetto, questo è un dato molto bello. E tra l'altro so che l'UNESCO ha catalogato con un codice la lingua lombarda come e l'ha messa tra le lingue in pericolo di estinzione, e non va bene questo. Esattamente. È per quel che noi facciamo il possibile per dire che è una lingua, un patrimonio intangibile, cioè che al canale, non un palazzo, una chiesa, un castello, ma se tu canoma è un patrimonio culturale protegge e al disum insieme all'UNESCO che la cataloga la lingua lombarda intra i lingue che rischiano di scomparire. E per la Pimpa la Milan mi godere ringraziare tantissimo perché se no domani come associazione fa Lombard ma godere ringraziare tantissimo anche quelli che hanno supportato l'iniziativa Milesi, impresa Milesi SRL de Moncia e Italcrane de Büsur che mandava una mano e naturalmente che l'Iberchi ha avuto il patrocinio della regione Lombardia, della città metropolitana di Milano e anche il patrocinio dei Proloco Lombardia, di tutta la Lombardia. Questo vuol dire che anche gli enti pubblici deve essere sensibilizzati, deve fare attenzione perché il patrimonio che è culturale, ogni lingua regionale è importante, dunque ogni lingua regionale è da proteggere e il lombardo naturalmente anche. Ma tra l'altro su Wikipedia ci sono delle pagine in lingua lombarda, l'ho scoperto stamattina, pazzesco. Le curate voi? Ne tante le pagine iscrivute in una grafia che si chiama Scrive Lombard che lei stessa ha trovato per la Pimpa che le è stata voltata dal Lysander Brasca che lei è un linguista ma lei è anche un music compositor però lei è anche soprattutto un linguista e sulla wiki ha di pagine proprio scrivute tutte in lombard e anche a voltare il Telegram in lingua lombarda che è un dizionario online in forma di app che sapete scaricare in lingua lombarda una lista su Spotify con tutti i canzoni del son lombardo dunque ha tantissima roba anche il Skype che è in lombardo mica l'ho in lombardo adesso. Sei troppo forte Simone, è stato un piacere chiacchierare con te, grazie, un abbraccio grande, brava perché insomma stai difendendo questo patrimonio della lingua lombarda, perché è un patrimonio che non è tangibile ma fa parte delle radici proprio delle nostre famiglie, della nostra terra. Un abbraccio, buona settimana, ciao! Grazie Radio Lombardia per l'attenzione e a presto. La Pimpa è comprabile online. Ciao, grazie. Ciao, naturalmente.